Bella raga, ciao a tutti del commento veneziano, siamo su WWK15, siamo ancora su PC perché ragazzi ho visto che è proprio impensabile andare su Play 4, quindi vado a non confermare il video di precedente, mi dispiace ragazzi, ma a sto punto stiamo su PC perché su PlayStation dovrei comprare altri DLC che non ho robe, cioè non ho Age, Shawn Michaels, quindi a sto punto vaffanculo, cioè vorrà dire che ogni tanto mentre registro mi troverò qualche bug, qualche rallentamento. Ragazzi ci sono 3 nuovi lottatori, uno è già nel roster del gioco, l'avevo tolto, l'ho messo quest'anno, così per poter fare così, Rusev, quindi Rusev torna nella WWE. E poi ragazzi c'è Carlito e Rikishi, quindi Carlito a Raw e Rikishi a SmackDown, quindi nuovi lottatori. Noi abbiamo una rivalità ancora con Stone Cold per il titolo degli Stati Uniti. Ragazzi andiamo, ho messo impatto veloce perché chiaramente nelle rivalità nelle rivalità, visto che da un po' che andiamo con Stone Cold per non annoiare, mettiamo match veloce e niente fiori, rimaniamo su PC un poco male che così teniamo la storyline perfetta. Vai. Vai ragazzi. Cioè non vado a comprare altri DLC su un gioco vecchio, dai, non esiste. Non esiste. Purtroppo certi giochi con registrazione danno un po' fastidio, quindi per questo non devo mettere le entrate. Vai, insomma. Soprattutto nelle entrate ho problemi. Il Kuma sta veramente spammando a sbrega, veramente vuole massacrare Stone Cold. Dopo che ha vinto la cintura finalmente. Merda. Ecco, basta per adesso Kuma, sennò veramente mi licenziano per spammatosità, se si può dire così. Vai, battaglia tra Stone Cold e Comendone. Vai Kuma, spacca tutto Kuma, spacca tutto. Bravissimo Kuma, mamma mia, super Kuma. Stone Cold la para purtroppo. Aia. Aia. Bravissimo Kuma. Vai Kuma, prendilo. Molto bene, vai di suplex, vai di suplex. Comunque 92 di parametri, adesso sono veramente cresciuto molto molto molto. Aia, Stone Cold si incazza, è mosso dolori. Bravissimo, il Venece, il Venece. E il Kuma si scatena ragazzi. E il Kuma si scatena, yes. E il Kuma con classe entra. E se non si riesce a fare la stunner, si salva. Aia. Stone Cold è duro a morire. Stone Cold è molto duro a morire. Ciao Beppe. Adesso ci prova il Cube. Ci prova Stunner. Ciao ciao. E adesso mi carico la mossa. E se la carica per il pedigree. Il veneziano vuole andare per la pedigree. Vai di pedigree. Oh yes. Oh yes. Ciao ciao Stone Cold. Forse mi dà la rope break. No. 3. Ciao Stone Cold. Ciao Stone Cold. E gol. Attenzione il comandante dalla mano Stone Cold. E Stone Cold si incazza. Ma secondo match di oggi Kumenda veneziano Goldberg. Bene. Proprio un match che ci voleva per... oh madonna. Ecco per esempio nell'altro video. Attenzione Stone Cold entra là. Va bene, ciao Stone Cold. Noi diciamo l'ultimo match che ci sono stati dei rallentamenti per esempio mentre registravo. Però vabbè. Pazienza, femi scuro si vedono. Vai. Siamo contro Goldberg. Goldberg ragazzi. Non è di certo uno scandalo, anzi. Abbiamo un fenomeno qua contro. Aia. Ecco. Goldberg mi devasta. Porca puttana ragazzi, Goldberg scatenato, Goldberg parte subito a pieno, veneziano soffre. Il campione degli Stati Uniti soffre. Bravo Kuma. Non mi dà respiro, fiori. Non mi dà respiro. Aia. Super Goldberg, fiori. Aia ancora.
Come non riesce a pararla, però è in difficoltà oggi, eh. Oggi veneziano in difficoltà. Ottimo. Vai di neckbreaker. Vediamo se fa la serie di 3. Non ce la fa, però arriva almeno questo, dai. Ottimo veneziano. Ottima cosa. Che tensione, che tensione. Ancora. Ecco. Goldberg ce la fa. Ancora Bill. Mi sta spaccando il culo, Goldberg adesso. L'avevo parato. Infatti, ciao ciao Bill. Contromossa anche di Goldberg. E ancora veneziano si salva. Braccio teso sbagliato. Ottimo. Vai Kuma. Incazzati Kuma. Aia. Caputtana. Dai Kuma però. Aia. Come se ne va. E vaffanculo. Niente, riesco a fare un braccio teso. Mamma mia Goldberg che forte che... Ancora contromosso di veneziano, pazzesco. Andiamo su, dai. Andiamo su. Ricordo che l'impatto è normale, eh. Il come si pavoneggia. Il come si pavoneggia. Fa rimbalzo sulle corde, grandissimo come, buono, buono. Mossa speciale fa... No, no, no. Ai ai ai. Bruttina, bruttina, bruttina. Aia. Qua rischio. Qua il come rischia veramente tanto. Mi butti giù per piacere, grazie. Super Goldberg, super Goldberg. Sono finito. Goldberg va a vincere, mi ha massacrato senza neanche fare finisher. Super Bill. Ragazzi, ormai vado settimana in settimana, mi sto gasando a sbrega. Nelle rivalità c'è anche Goldberg adesso, triple threat match. Probabilmente chissà se anche nel prossimo pay per view ci sarà un triple threat. Speriamo di no perché non sono molto favorito nei triple threat. Grande Kuma, come è partito Phil Kuma. Contro i due pelatoni siamo della WWE. Contro due mostri anche oltretutto, cioè nel senso non è che sono solo pelati, sono anche fortissimi, tra i più forti della storia. Bravo, madonna, come però è in forma, anche se ha perso con gol. Ecco, appena detto silenzio, sta zitto che sei meglio. Ok, il Kume va subito su Stone Cold, sono tutti e due fortissimi, quindi non so su chi andare onestamente, però su tutti e due faccio prima. Però devo togliere quella mossa a Goldberg assolutamente perché proprio non ci sta. Il moonsault, adesso per carità era un po' che non guarda WWE, però non me lo ricordo nell'archivio di Goldberg sinceramente. Ok. Dai, non per i coglioni Goldberg. Aia. Sono 17esimo comunque nella classifica mondiale per il titolo di campione. Ancora. Niente. Ragazzi, in un triple threat io penso di soccombere contro questi due, quindi speriamo che non mi mettano sto match qua nel pay per view perché sennò sono finito.
E il come si pavoneggia, cerchiamo di caricarci di un po' di mosse. Dai. Lasciamo riposare qua, cioè lasciamo combattere qua i due pelatoni. Vabbè, lasciamo Stone Cold così. Bravo Stone Cold, bravo Stone Cold. Madonna di Dio. Adesso il livello ormai è sempre più difficile, fra un po' le barre sono tutte a favore del PC. Bravo Kuma. Bravo Kuma. Molto bene, molto bene. No, maledetto Stone Cold. Aia, vabbè, c'è Goldberg che mi può salvare. Bravo Goldberg. Vai Fioi. Ecco, ancora Stone Cold che rompe i maroni. Occhio. Troppo presto. Lasciamoli fare a Stone Cold la mossa. Attenzione! Attenzione, beffa del Cube! Stunner! Stunner! Cosa ha fatto il Cube? Cosa ha fatto il Cube? Adesso gli fa la mossa finale a Goldberg. Pazzesco, il Cube si sistema i capelli. Se li sistema. Perfetto. E ci prova il Cube. Ma no, così. Ma no, ho sbagliato tutto. Adesso ammazzo tutti, Fioi. Adesso ammazzo... Guarda, il Cube è l'unico... Non sa cosa fare, è troppo esaltato il Cube. Buono. E Goldberg si salva. Come back. Aia. Guarda che non dura tanto come. Grazie. Grazie Fioi, dai. Proviamoci. Uno. No. Troppo presto ancora. Stone Cold a sangue, non è che lo infortuniamo Stone Cold, speriamo. Aia. Grazie. Come è stanchissimo Fioi, eh? Dai, lasciamo sfogare qua Stone Cold. Sfogati Stone Cold, sfogati, bravo. Bravo Stone Cold. No, no. Bravo come mamma mia, ho rischiato tantissimo qua. Sono concentratissimo perché non posso sbagliare. Mossa finale, bravo. Bravissimo come. Proviamoci. Cosa sta facendo Goldberg? 1, 2. Se cazzo che cola. Yes. Grandissimo come. Buono ragazzi, siamo a Payback, abbiamo il match per difendere il titolo con Stone Cold ancora. Ok, perfetto, quindi nel prossimo video ci sarà il pay per view. Payback. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Da precisare che Carlito ha cominciato molto bene nella WWE, Rikishi un po' meno. Ciao!